Il Milazzo non sfonda contro un Leonzio bestia nera dei Mamertini, capace nel match di andata di infliggere loro il primo stop in campionato e di imporre lo 0-0 al Marco Salmeri con 2 uomini in meno. Un risultato che lascia tanto rammarico ai rossoblù di Bognanni, che di fatto si allontanano dal Modica capolista a 7 giorni dallo scontro diretto del Barone. Privi di Corso e Franchina per squalifiche, i locali devono fare conti anche con la sfortuna, colpendo 2 legni e trovando inoltre sulla loro strada un super Caruso estremo bianconero che risulta decisivo in almeno 3 occasioni. Pronti e via, dopo un giro di lancette la Leonzio potrebbe passare, ma Miraglia, servito da Reis, fallisce il vantaggio bianconero. Insiste la squadra lentinese, minacciosa per altre 2 volte, al 22esimo con Reis che prova a servire Miraglia, ma Piccioni disinnesca la minaccia e 4 minuti dopo con Miraglia, il cui piazzato trova solo l'esterno della rete. Poi però il Milazzo inizia a spingere, al 39esimo Caruso dice di no al destro da fuori di Scolaro. L'estremo bianconero si ripete anche al 46esimo, quando con una super parata toglie dall'angolo la conclusione ravvicinata di La Spada. Sul proseguo dell'azione Giannaula di testa manda al lato. Nella ripresa al 56esimo proteste della Leonzio, che vorrebbe assegnati 2 calci di rigore, prima per un presunto fallo su Ventura e poi per un presunto mano in area di Giannaula, ma il signor Raimondo dice di no. Capovolgimento di fronte sul corner di Scolaro, La Spada di testa manda a fil di palo. Legno che al minuto 64 centra invece Iantus con una conclusione dal limite. La squadra di Bognanni assedia l'area avversaria. Al 73esimo ancora una strepitosa parata di Caruso ferma il colpo di testa di Diallo e dal successivo angolo Ferré manda alto sulla traversa. Rossoblù che al minuto 76 reclamano un penalty sulla conclusione di Presti, ma il fischietto di Taranto lascia giocare. I Mamertini non si perdono d'animo, ma sono ancora sfortunati 2 minuti dopo, quando Scolaro di testa centra il secondo palo di giornata per i suoi, mentre la zuccata di Cassaro dal corner finisce di poco alto. Poi tra il minuto 79 e il minuto 82 il direttore di gara espelle 2 calciatori della Leonzio, finiscono anzitempo negli spogliatoi Miraglia e Quarto, ma nonostante la doppia superiorità numerica il Milazzo nel finale non trova il gol vittoria. Ci provano infatti Diallo, Cassaro e Dama, senza però centrare lo specchio della porta. Lo 0-0 finale consegna dunque al Milazzo il punto numero 50, rossoblù che si confermano sul secondo gradino del podio a -3 dalla vetta, mentre la Leonzio si porta a 31 a +7 sulla zona play-out.